Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati, apriamo questa puntata nell'elegante cortile del Palazzo del Broletto e prima del proverbio un candelabro in pietra di Botticino di età Flavia all'interno del Capitolium. Unico arredo originario del tempio, si tratta probabilmente di un candelabro per l'illuminazione degli ambienti sacri nell'aula centrale del Capitolium. Nella parte superiore doveva trovarsi una serie di vasche di piccole dimensioni per l'olio, arrivando a un'altezza totale di 3,5 metri. Alla base una cornice modanata, una corona di foglie d'acanto a forma di cespo e un fusto con decorazione floreale e vegetale. Ricordando il gusto antico per la disposizione simmetrica degli oggetti, è stato ipotizzato che fosse accompagnato da un altro esemplare, ormai perduto. Il proverbio di oggi ha a che fare con le stagioni, l'estate e l'inverno, l'umbria dell'estate, la faena di dolur dell'inveren. Sì o no? Senti Fausto, tu come te la cavi col dialetto bresciano? Io col dialetto bresciano me la cavo veramente benissimo. Bene, allora senti un po'. Ma PSV parlando dialetto. Brava, sei proprio bella. Senti Fausto, non è che l'anno prossimo centro anche lo fai tu, vai in giro con questo microfonino? Perché no? Chi lo sa? Sarebbe una bella idea. L'umbria dell'estate, la faena di dolur dell'inveren, ovvero? L'ombra dell'estate fa venire i dolori dell'inverno. No, ragazzi, voglio dire, ma anche se stai un po' all'ombra in estate, cioè, voglio dire, una stagione bella. Sì, si sta all'ombra, si sta al sole, è l'umidità che ci dà un po' fastidio qua a Brescia e manca un po' il mare secondo me. Secondo me questo dovremmo importarlo. Che vogliamo fare? Dove lo prendiamo? C'è il lago, dai, abbiamo i laghi. Non al lac. Non al lac, tu c'è il lac. Iseo Garda. Garda. No. In compagnia della signora Ornella, bresciana. Di Brescia, sì. Sì, provincia. Vabbè. Nativa della provincia, ma adesso abito in città. Vabbè, quindi Ornella il dialetto un po' lo conosce, no? Lo parla? No, mai parlato. Però lo capisci. Senta, questo è un proverbio, un detto, insomma, l'umbria dell'estate, la faena di dolur dell'inveren. Cioè, l'ombra dell'estate fa venire i dolori dell'inverno. Sì, ma ragazzi, ma sembra una cosa che porta un po' sfortuna, voglio dire. No, cioè uno che se sta all'ombra in estate si deve per forza male in inverno, no? No. Lei che fa in estate? Le piace il sole o preferisce il freschetto? Sì. Difatti siamo qua a prendere il freschetto. Altrimenti si rifugia dove? In montagna? Sì, in montagna sotto un bell'albero. Meglio la montagna del mare, insomma. No, anche il mare. 15 giorni di qua e 15 giormi di là. Allora che l'ombra dell'estate fa venire i dolori dell'inverno. Persona saggia, Matteo, ma non mi ricordo il nome. Matteo, giusto, ho detto bene. Quindi Matteo, tu che fai in estate? Stai all'ombra o stai al sole? No, preferisco stare al sole, me la godo intanto che c'è il sole, dato che in estate quando c'è meglio sfruttarlo. L'umbria dell'estate, la faena di dolur dell'inveren, l'ombra che si prende in estate, che dà un po' di sollievo e di ristoro durante il periodo estivo, pare che possa causare i dolori in inverno. Insomma, sembra un po' esagerato, però buona estate a tutti. Intanto restate ancora qui su Teletutto, ci sono i nostri ragazzini e con loro chiudiamo anche questa puntata. Arrivederci. Ciao Lorenzo, che cos'è la scarsela? La scarsela. Una cosa importante, preziosa, la terrestri in scarsela? Nella tasca, no. Le tasche? La tasca? Sì. Centro anch'io.